Allora, Cristian, Natalino, Comedians, partiamo dalla vostra scena. C'è questo duetto, no? Arriva appunto Christian De Sica nella tua aula e c'è diciamo un piccolo scontro su chi è più comico dell'altro. Ci sono due ideali di comicità agli antipodi. Ecco, come avete costruito la scena? Perché è molto bella. La scena, diciamo, era scritta da Griffith, Salvatore l'ha riscritta, io l'ho riscritta ulteriormente e quando è arrivato Christian abbiamo modificato ancora altre cose. Quindi diciamo è stata una scena che è andata e poi l'abbiamo provata un po', ma devo dire che insomma è stato bellissimo farla, perché potevamo farla altre 10 volte e veniva 10 volte diverso, perché Ci siamo trovati subito. Non è cosa facile, guarda, io ho recitato con un sacco di attori nella mia vita, però con lui si balla bene perché è bravo, e quindi mi ha aiutato anche a me moltissimo, anche perché io poi ero un pochino in imbarazzo perché venivo da un altro mondo, il mio, e quindi tuffarmi in una pièce di Griffith, io che vengo da Massimo Boldi e da Jerry Calà, insomma era dura per me. E invece mi sono trovato benissimo sia con lui che con Gabriele, che mi ha messo a mio agio, quindi mi ha fatto sentire subito protetto, difeso, come un regista dovrebbe essere, proprio un padre degli attori, e Gabriele lo è fantastico, questo è stato. E poi niente, ci ho messo un po' di mio, ma anche reale, perché ho conosciuto quel mondo, conosco quel mondo e quindi stravolgo un pochino quello che lui ha insegnato ai ragazzi e li mette in crisi. E chiaramente dentro di me c'è anche tanta malinconia, perché forse sotto sotto avrei voluto avere un pezzetto del suo cervello e pensarla come lui, e lui avrebbe voluto un pezzetto del mio successo che non ha avuto. Ecco, a proposito di malinconia, appunto la mia altra domanda è questa. Comedians mette in risalto anche la parte oscura dei comici. È una cosa che spesso il pubblico magari non comprende o non capisce subito. Ma questo non è un film comico, questo No, è un film sui comici. esattamente, quindi ecco una riflessione su questo, sulla parte oscura che i comici hanno. Beh, io guarda, quelli che ho conosciuti, la maggior parte dei comici nella vita privata sono lugubri. Io ho conosciuto il grande Totò, che è uno che ancora oggi mi fa ridere tantissimo, ma nella vita privata era un uomo molto serio, molto triste. Ma anche, voglio dire, anche mio cognato Carlo è uno che parla di malattie, di medicine. E i comici nella vita privata non sono così comici, sai? Forse fanno i comici proprio perché non si piacciono loro. sì, poi va detto che c'è anche l'aspetto demoniaco del comico. Lui dice sempre che alla fin fine i personaggi che fa gli piace molto il fatto che sono personaggi demoniaci. Il demoniaco fa ridere, però il demoniaco, se ci pensiamo, è il lato oscuro, no? Tant'è che il suo personaggio, secondo me, non gli assomiglia, perché il suo personaggio in realtà non è solo uno che ha fatto successo, è anche uno che ha il potere, perché a sua volta è manager, e quindi ecco, forse l'aspetto oscuro della comicità è il manager. Ultima domanda, oggi è più facile o più difficile far ridere? No, è sempre stato difficile perché non è capace, è come guidare l'aereo. Sì. E se sei un pilota lo guidi. È facile per noi. Forse adesso è anche più facile, sai, quando ci sono i momenti di crisi vengono fuori sempre i comici, no? Dopo la guerra, tu pensa a Macario, D'Apporto, Totò, Sordi. Quando ci sta la tranquillità, ci sono i soldi, allora ci sono i vari Michelangelo Antonioni, cominciano a parlare dell'acqua, dei capelli, hai capito? L'incomunicabilità. Quelli vengono sempre fuori quando il paese va bene e quando il paese va male che c'è bisogno, quindi far ridere adesso è più facile perché la gente ha tanta voglia di ridere. Grazie, grazie mille. Grazie a te.